Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, eccomi. Buonasera, ecco, buonasera, ciao. Buonasera. Oh, benvenuti sulla corriera. Come state? State bene? Oh, siete tanti, meno male che abbiamo una corriera grande, eh? State bene? Comodi? Avete lasciato le cinture di sicurezza? Lasciate la cintura? Non avete la cintura? Non avete cintura di sicurezza? Beh, non importa, tanto facciamo un viaggio tranquillo, tranquillo, non correte nessun pericolo, va bene? Allora, fatemi mettere giù queste cose, partiamo tra un attimo. Allora, avete già visto il nostro motore? Il motore che ci permette di viaggiare nel tempo e nello spazio. Come funziona? Allora, senza stare a spiegarvi di calcoli quantistici, si basa praticamente sulla musica. Come lo accenderemo, si metterà a suonare, a cantare, e questo alimenterà il motore della nostra corriera e ci permetterà di viaggiare nel tempo e nello spazio. E quando il brano finirà ci ritroveremo esattamente dove vogliamo e quando vogliamo. Com'è possibile? Beh, si sta facendo tardi, allora direi che siete sicuramente curiosi di vedere. Oggi è sabato, quindi i luoghi di Giulietta Romeo Friuli, fantastico, i luoghi di Giulietta Romeo Friuli. Bene, allora direi che per prima cosa andiamo a Udine, Carnevale del 1511. Va bene? Il motore è pronto? Siete pronti? D'accordo, mettetevi comodi, allacciate le cinture. Vabbè, sentirete qualche scossone, ma non importa, va bene? Via, partenza. Bene, eccoci qua. Allora, ma non è ovvio. Aspetta un momento, era una canzone in inglese. Era una canzone in inglese? Sì. No, non era la canzone giusta. Ah no? O c'ero. Siamo a Londra, nel theater, il teatro dove hanno dato per la prima volta Giulietta Romeo. 1594, sì. No, anzi, dove stanno per dare la prima di Giulietta Romeo. Scusate, ripartiamo subito. No, un momento. No, approfittiamo, il pubblico non è ancora entrato. Dai, è un'occasione unica, del resto questo theater lo batteranno fra 3 anni e con gli stessi materiali ricostruiranno il Globe in un'altra zona di Londra. E poi andrà a fuoco. Il Globe, non Londra. Beh, dopo andrà a fuoco anche Londra, ma insomma non importa. E dai, guardiamoci questo teatro. Vedete? Teatro a pianta circolare. Lì c'è il palco rettangolare e tutto intorno ci sono i posti a sedere su 2 piani. E quindi vi chiederete, sì, quelli che stanno seduti lì vedono gli attori praticamente di spalle. Beh, questi posti sono quelli che costano di più. Ma ci vanno i ricchi, tutti eleganti. A vedere lo spettacolo? No, a farsi vedere. A quello servono quei posti. Poi tutti gli altri posti sono quelli regolari. E qua nel tetto c'è un'apertura perché entri la luce del giorno, perché si recita di pomeriggio con la luce del giorno. E qua sotto il buco, in questo piazzale, il pubblico sta in piedi. Qui ovviamente se piove, piove sulla testa del pubblico e questi sono i posti che costano di meno. Perché il pavimento è ricoperto di gusci di nocciola? Sentite l'odore? Purtroppo nel teatro non ci sono i gabinetti. Per di più, durante lo spettacolo passano i venditori di birra. Bevi una birra, bevine 2, insomma la gente la fa sul posto. E con i cusci di nocciola sono il materiale ideale per non fare pantano. Bene, guardate il palco. A livello del palco, in fondo ci sono gli ingressi degli attori. Sopra c'è la balconata. Lassù ci sono i musicisti, perché negli spettacoli si canta, c'è musica di accompagnamento, eccetera. Però, visto che in Giulietta e Romeo, ma in tutta quest'epoca si usano pochissime scenografie, allora Giulietta la metteranno lassù, sulla balconata, e faranno finta che la balconata sia la finestra di Giulietta. Il balcone? No. Shakespeare non scrive mai balcone, scrive sempre finestra, window. Giulietta stava a una finestra, perché gli inglesi non hanno i balconi in questo momento. Non li conoscono neanche, non li concepiscono neanche i balconi. Non c'è la parola per dire balcone in inglese.
Comparirà tra 20 anni la parola balcony, e comparirà perché ci saranno gli inglesi che andranno in Italia, vedranno questa cosa sulla facciata delle case e ancora sotto shock scriveranno a casa: questi italiani hanno questo pezzo di stanza che esce dal muro e da cui puoi vedere a 180 gradi nella via. Ed è una vera cosa vergognosa, perché dalla strada ti possono guardare in camera da letto. Questi cattolici sono veramente dei depravati. E solo nel Settecento, quando cominceranno a costruire le scenografie vere, che si renderanno conto che Giulietta, dietro una finestra, con davanti Romeo, non si vede un cavolo. E allora, come facciamo? Ci sarebbe quella cosa italiana, il balcone. Sì, sì, usiamo quella, bella idea, moderna, sì, ci inventiamo che Giulietta aveva un balcone. Sta per entrare il pubblico per vedere la prima di Giulietta e Romeo. Allora, tra poco dobbiamo andare. Ovviamente i londinesi conoscono già tutti la storia. È stata stampata 32 anni fa da Arthur Brooke, perché sapete, no? Shakespeare non inventava le sue storie. Lui adattava sempre storie già esistenti. Sempre. Cioè, a parte forse La Tempesta e Pene d'amor perdute. Quelle non sappiamo, non abbiamo capito da dove le ha prese, quindi quelle forse le ha inventate lui. Però lui ha sempre preso storie esistenti. E era bravo, Lui era un genio nei dialoghi, sapeva bene il mestiere del drammaturgo, però il risultato finale non era sempre eccelso. Davvero. Cioè, avete visto o letto Cimbelino di Shakespeare? Enrico VIII, anche i Due Gentiluomini di Verona. Insomma, gran parte del successo di Shakespeare dipendeva anche dalla storia che sceglieva. E Giulietta e Romeo era una storia che è stata scelta molte volte per arrivare a Londra. Shakespeare ha scelto quello che ha scritto Arthur Brooke, Romeus and Juliet. Arthur Brooke ha scelto Romeo e Juliette di Pierre Boisteau in francese. Boisteau ha scelto la novella di Matteo Bandello, Romeo e Giulietta, e Bandello ha scelto la novella che ha scritto per la prima volta chi? Luigi da Porto. Luigi da Porto è quello che ha scritto per la prima volta Giulietta e Romeo. Anzi, questa qua, ecco, la novella di Luigi, Giulietta e Romeo, è il libretto, dovreste averlo visto quando siete arrivati alla Corriera, no? C'era in un angolo. Oh, stanno entrando! Ok, andiamo, partiamo subito. Udine 1511 Carnevale. Mettetevi comodi. Bene, grazie. Allora, non è Udine. È Vicenza. C'era del Veneto in questa canzone, vero? Sì, assolutamente sì. Sentite, scusate, la prossima ce la facciamo andare? Almeno in Friuli. Una melodia Sì, tipo. sì, adesso cerchiamo. Lei parli, noi cerchiamo. Perduti nel tempo. Però Vicenza 1509 non è male. Guardate, laggiù, lungo questa via, se vedete, c'è la casa in cui è nato Luigi da Porto, dove morirà e forse dove scriverà Giulietta e Romeo. Vedete, questa via si chiama Contraporti, la contrada dei da Porto. E tutte queste case qua sono dei da Porto. Sì, sono una famiglia molto importante. Infatti uno di loro ha sposato una nobile della famiglia Savorgnan di Udine ed è nato Luigi da Porto, che quindi è vicentino ma è di mamma Savorgnan. E che tipo è Luigi? Ecco, ora che lo vediamo correre verso di noi, oh santo cielo, l'avete intravisto? È un ragazzo, voglio una vita spericolata. Oh, è bravo lui, bravo a scrivere, scrive molte lettere, bene, poesie, è amico del grande Pietro Belmo, amicone proprio, si scrivono. E però si fa sempre male, si fa male da solo. Una volta è a letto bloccato, chissà cosa si è fatto, e Bembo gli scrive proprio: Luigi, riposati, riprenditi, riguardati, anche se non sei molto bravo a fare quest'ultima cosa, riguardarti. Una volta Luigi sta cavalcando in città, rovescia a terra con tutto il cavallo che gli cade addosso, quasi ci rimane secco, chissà cosa stava cercando di fare. È così. E
via, avete visto quanti balconi ci sono in questa via? Siamo in Italia. Ecco, io ci scommetto, una volta Luigi si sarà arrampicato su uno di quei balconi, forse una di quelle volte in cui poi si è fatto male ed è rimasto bloccato a letto. Comunque, 1509, è novembre, sì, è arrivata la guerra, perché Vicenza sta sotto la Repubblica di Venezia, e Venezia è stata attaccata dall'imperatore tedesco, dal re di Francia, dal re di Spagna e anche dal Papa, tutti contro Venezia nello stesso momento, e Vicenza è stata occupata dai soldati tedeschi. E a Luigi questi rozzi soldati tedeschi stanno sullo stomaco. Ha fatto a botte con due di loro, con gli occupanti, Luigi! Per fortuna che ci da porto sono importanti, e allora Luigi l'hanno lasciato in pace. Però lui gli rode lo stomaco, e allora fa una cosa veramente da scavezzacollo. Va di nascosto a Venezia e parla col governo veneziano e dice: oh, a Vicenza in questo momento non ci sono molti tedeschi. E non è vero! Ha tenuto il numero basso. Venezia manda l'esercito verso Vicenza e per fortuna è abbastanza numeroso. I tedeschi lo vedono e decidono di ritirarsi senza combattere. È andata bene. E così Vicenza è di nuovo libera. Di nuovo libera, e Luigi decide di arruolarsi. Ti pareva? No, Luigi, che ti fai male da solo. Sì, sì, invece, andiamo a fare i capitani di Ventura, a diventare uno di quei grandi generali, ricchi, potenti. E così Luigi fa i bagagli, torna a Venezia, e il governo veneziano gli dà una condotta di 25 cavalieri. Però Luigi ci prova, dai, ci prova. Dice: 25 sono pochi, io sono un da Porto, se torno a Vicenza con una condotta di 25 cavalieri, la mia famiglia perde la faccia. Ci pensano e gli danno una condotta di 50 cavalieri. Sì, 50! Luigi ha 24 anni, una carriera all'inizio. Cosa vuol dire una condotta? Vuol dire che ti danno i soldi, cioè della serie: ecco i soldi, adesso tu trovi 50 uomini armati, addestrati, ognuno col suo cavallo, e questi sono per pagarli. Luigi questi 50 uomini li trova, ci saranno state delle agenzie di collocamento, non lo sappiamo. Comunque li trova, e adesso che siamo in 50, 51 con me, via, ci uniamo all'esercito veneziano e andiamo a liberare Verona, la bella Verona, anche lei occupata dai tedeschi. Però Luigi non ci arriva a Verona. Non è che si fa male, ma lo chiamano: da Porto, vieni qua, ti trasferiamo in Friuli. Cosa? In Friuli? No! È una notizia terribile, perché le battaglie importanti sono in Veneto, in Lombardia. In Friuli non succede niente, in teoria c'è la guerra anche lì, ma insomma non si fa carriera in Friuli. Luigi sospetta che ci sia lo zampino di suo zio Savorgnan, il fratello di sua madre, che è un uomo molto potente, e sì, avrà scritto a Venezia: mandatemi qua mio nipote Luigi. Però Luigi dice: vabbè, sono ordini, andiamo in Friuli. E ci andiamo anche noi, vero? Certo. Bene, rilassatevi, andiamo. Grazie. Allora, un castello in rovina, 1510, siamo in Friuli. Questo è il castello, era il castello di Savorgnano. No, questo è il feudo da cui i Savorgnan hanno preso il loro cognome. Ed è, sì, loro poi sono diventati importanti a Udine, però questo ha continuato a essere molto importante, perché da qua si comandano, si regolano le acque che passano attraverso Udine, la Roggia. E come mai è già in rovina adesso, nel 500? Diciamo che i Savorgnan sono una famiglia potente, e quindi va da sé, hanno famiglie alleate e famiglie rivali. E quando nel 400 il patriarcato di Aquileia
ha cominciato a essere schiacciato da una parte da Venezia e dall'altra dall'impero, ognuno doveva decidere da che parte stare, Venezia e impero, per forza. E Tristano Savognán, detto Tristano il Grande, il trisnonno di Luigi, ha scelto di stare con Venezia. E quindi tutte le famiglie rivali con l'impero. E quando l'imperatore ha mandato un generale con un esercito enorme, Udine ha deciso di arrendersi e Tristano si è chiuso dentro questo castello. E le famiglie rivali hanno approfittato subito a Udine e hanno fatto dichiarare Tristano nemico pubblico, fuori legge. Tristano a quel punto ha detto no, si è cucito uno stendardo imperiale, è uscito dal castello e ha detto no, ma sono anch'io con l'imperatore, sì è vero, guardate anche mio figlio che è appena nato, l'ho chiamato Ghibellino, poverino. Ma gli udinesi niente, gli ha detto no, fuori legge sei e fuori legge resti. E così Tristano è tornato nel castello e ha chiuso l'acqua a Udine. E gli udinesi, tutti incazzati, sono venuti ad assediare il castello di Savognano. Tristano è uscito, scappato dalla porta sul retro e è andato ad Aris, un altro suo castello, giù nella bassa tra le paludi, Aris. E lì ha giurato fedeltà del tutto a Venezia. Perché? Per riprendere il Friuli con le armi veneziane. In tutto questo il castello stava ancora su, solo che poi è arrivato l'imperatore in persona e ha detto beh, allora per prima cosa questo me lo buttate giù. Fatto? Ok? Adesso dov'è questo Tristano? Ad Aris? Andiamo ad Aris. E l'imperatore col suo esercito ha cinto d'assedio Aris e non è riuscito a prenderla. Perché era in mezzo alle paludi, era febbraio, ha piovuto sempre. E era tutto bagnato, era tutto uno schifo. Tristano dalle mura che faceva Marameo. E l'imperatore dopo 45 giorni ha detto, si è rotto ufficialmente le scatole, ha lasciato lì Tristano, si è stabilito a Udine e lì ha cominciato a regalare in giro a destra e manca le case di Tristano, i beni di Tristano, per mesi. Fine dei Savognán? No, perché l'imperatore, l'impero è grande, ha avuto ben altre gatte da pelare, se n'è andato, e Tristano con Venezia ha riconquistato tutto il Friuli. Fine del patriarcato di Aquileia. Da allora il Friuli è rimasto sotto Venezia. E qui è dove è cominciato tutto. Questo è il motivo per cui i Savognán sono così potenti, per la loro fedeltà a Venezia. Bene, non c'è altro da dire qua. Ah sì, più a valle di questo castello costruiranno tra qualche anno una Villa Savognán, che sarà di altri Savognán. Però avrà una bella torre di guardia che nel XX secolo chiameranno Torre di Giulietta. Bene, andiamo avanti. Vediamo dove capitiamo questa volta. Scherzo. Grazie. Aris. Se lo sapevo, l'assedio di Tristano tra le paludi lo raccontavo qua. Ma va bene. Ecco, il castello di Aris, dove Tristano è diventato grande resistendo per 45 giorni contro l'imperatore. Bello, tutto in piano, con tutte le mura merlate, alte che lo circondano. Diverso dalla villa che conosciamo alla nostra epoca. Però bello, col fiume Stella che gli passa accanto, e un altro giro di mura che protegge anche il paese. E c'è attività, sì, è un presidio militare, ma qui ci vivono, ci lavorano. Ecco, dopo che Tristano è morto, la famiglia Savognán si è spezzata in due. Conoscete questo segno, no? È il simbolo, è lo stemma dei Savognán, lo stesso dell'Udinese, quindi lo conoscete. E sembra proprio un albero genealogico, qua in cima Tristano il Grande e poi la famiglia che si spezza in due, prende due direzioni diverse. Pensate che i figli di Tristano sono andati dal notaio, si sono fatti dividere l'eredità in due parti di valore uguale, poi hanno buttato due bigliettini in un berretto e hanno estratto a sorte quale metà andava a chi. E Aris è andata alla metà che si chiama Savognán del Monte. Giusto. Ci interessa perché Lucina Savognán è una del Monte. Chi è Lucina Savognán? Giulietta Romeo, prima pagina, anzi prima riga, alla bellissima e leggiadra Lucina Savognán. Sì, Luigi da Porto dedicherà Giulietta Romeo a Lucina
E tra le varie proprietà dei Del Monte, Lucina sicuramente è stata anche qua, ad Aris. Non è che abbia avuto una vita facile, Lucina. Suo padre era un condottiero, combatteva per Venezia in giro per l'Italia ed è morto a Pisa quando lei aveva 5 anni. Sua madre era una nobile cremasca, donna molto intelligente, però in ambito letterario. Non sapeva un cavolo di come gestire le proprietà del marito. Ha tenuto duro per un anno, ha provato a chiedere un sussidio a Venezia, non gliel'hanno dato, e l'anno dopo era il 99, 1499, sono arrivati i turchi in Friuli e i fratelli del marito avevano altro a che pensare che darle una mano. E poi l'anno dopo la mazzata finale. I fratelli Del Monte avevano fatto una piccola società con gli altri fratelli cugini che si chiamano Del Torre. I Del Torre avevano prestato una somma grande ai Del Monte per investirla a Venezia e ovviamente hanno perso tutto, anzi hanno fatto anche una montagna di debiti a nome di tutti, e quando questa cosa è venuta fuori il crack tra le due rami della famiglia Savognán è stato definitivo. In tutto questo tracollo finanziario sono almeno riusciti a sposare la sorella maggiore di Lucina. Lascia stare che la dote sono riusciti a pagarla 4 anni dopo. Però sono riusciti a sposarla, un giovane strassoldo, e quando la sorella di Lucina è andata col marito in villeggiatura a Padova, era così bella, ma veramente così bella, lo dicono tutti, che tutti gli studenti dell'Università di Padova si sono innamorati di lei. E finché lei è stata a Padova non hanno studiato. E poi in seguito i poeti le hanno dedicato poesie, le hanno scritto poemi in cui lei era la protagonista del poema. Era famosa. E come si chiamava la sorella maggiore di Lucina? Non ve l'ho detto? Giulia. Giulia, la sorella grande. E la sorella piccola, Lucina, devo dirlo, la piccola Giulietta, cresce anche lei bellissima, e quando ha 16 anni arriva la guerra. È la stessa guerra di Luigi. E lui ha appena lasciato Vicenza per venire in Friuli. Andiamo a vedere cosa fa lui. Vero? Andiamo. Grazie. Oh, ecco. Cividale. È proprio qua che hanno mandato Luigi dal Veneto. Cividale d'Austria. Non preoccupatevi, è la nostra Cividale, solo perché per secoli l'hanno chiamata Cividale d'Austria. Vedete il Ponte del Diavolo, nuovissimo, non ha neanche 50 anni, è un progetto d'avanguardia, non hanno neanche la stricata ancora. E cos'altro notate? Le torri, solo da qua se ne contano almeno 15. Sì, ci sono le torri di guardia, ma praticamente ogni famiglia ricca di Cividale deve avere almeno una torre. E infatti questa città la chiamano anche Civitas Turrita. Se invece volete vedere il Duomo, capitate male. Ci hanno messo 50 anni per tirare su i muri fino al tetto, 50 anni tra ritardi vari e architetti che morivano di vecchiaia, e poi una notte è crollato tutto, 8 anni fa. E adesso stanno ricominciando a ricostruirlo da zero. E beh, avete capito, è una città importante, per questo Luigi l'hanno mandato qua. Pensate che l'anno scorso, mentre noi eravamo a Vicenza a guardare la casa di Luigi, qui i tedeschi stavano assediando Cividale. C'è uno che ha tenuto il conto delle cannonate. Hanno sparato 446 cannonate, i tedeschi, contro le torri, contro le mura, che non sono fatte per una guerra di cannonate. Sono ancora troppo medievali. Le mura sono alte e sottili, le torri sono alte e sottili. Infatti una cannonata ha preso in pieno una torre, l'ha tirata giù con un colpo solo, e quella torre la ricostruiranno alta la metà. Anzi, poi abbasseranno anche tutte le altre. E nelle mura si sono aperte delle brecce. E ci sono stati 3 assalti dei tedeschi alle brecce. Perché 3? Perché i cividalesi si sono difesi come pazzi. Anche le donne hanno partecipato alla difesa, e infatti i tedeschi hanno avuto 1500 morti e i cividalesi 10 uomini morti e una ragazza.
morta. Perfino il Doge ha ringraziato le donne di Cividale per questa vittoria. E Luigi, quando arriva qua, a parte le rovine delle torri, cosa trova? Lo scrive. Dice: gli uomini qua sono animosi e astuti. E sono bravissimi a tirare con lo schioppo. Cioè, lo schioppo, non so se avete presente, non è un fucile di precisione, eppure riescono a prendere gli uccelli altissimi nel cielo, i cividalesi, e anche i pesci giù nell'acqua con lo schioppo. E le acque del Natisone, Luigi scrive, non ne ha mai viste di così limpida in vita sua. E le rive del Natisone, scrive, sono di una bellezza eccessiva. Cosa vuol dire una bellezza eccessiva? Vuol dire che devi chiudere gli occhi perché ti gira la testa, ti fa male il cuore. E la lingua che parlano qua, dice Luigi, è bella ed elegante. E le donne sono bellissime e piacevoli. Giusto i vini, dice Luigi, sono fumosi e fanno male allo stomaco di chi non è abituato. E Luigi qua trova anche le fazioni del Friuli. Vi ricordate le famiglie alleate di Tristano e le famiglie rivali di Tristano? Ecco, dopo 100 anni queste fazioni hanno un nome. Ci sono i Zamberlani, che sono con i Savorniani, per stare con i Veneziani, e gli Strumieri, Strum, suono tedesco, che sono accusati di voler stare ancora con l'impero. E qui a Cividale, ma a Udine ancora di più, ci sono risse per strada tra Zambellani e Strumieri, ci sono leggi per mantenere l'ordine, insomma. Per esempio, come si riconoscono Zambellani e Strumieri? Portano un certo fiore addosso. Ecco, se ti becca la polizia con quel fiore addosso, multa, frustate. A uno che portava in giro un vaso di fiori, fiori sbagliati, bandito da Cividale per 3 anni. E comunque Luigi sta qua per 1 anno, ogni tanto va a trovare lo zio, dice mandatemi in Veneto, datemi una battaglia! E intanto a Udine le cose si fanno incandescenti, proprio tra Strumieri e Zambellani. E adesso dobbiamo proprio andare a Udine. Come facciamo? Ci vuole un brano, qualcosa che ricordi il ballo del Torchio. Il ballo del Torchio, il ballo di Giulietta Romeo, è il ballo del Torchio che Giulietta e Romeo si conoscono, racconta Luigi. Come funziona? No, è semplicissimo, Si sta tutti in cerchio, mano nella mano, uomo, donna, uomo, donna, uomo, donna, sessi alternati. E chi ha il torchio, che non è quello dell'uva, ma una torcia, ecco, entra in mezzo al cerchio e se un uomo, per esempio, guarda tutte le donne una a una e ne sceglie una per ballare al centro del cerchio. Piccante, no? Insomma, nel 500 era piccante. Poi le lascia il torchio, lui torna nel cerchio e ora tocca a lei guardare tutti gli uomini uno a uno e invitarne uno a ballare. C'è chi lo giudica indecente questo ballo, perché una donna che sceglie un uomo, anatema, mai si è visto, mai si vedrà. Comunque così va avanti, uomo, donna e così via. Tutto qua. Pronto il brano? Bene, andiamo. Ecco Udine. Benissimo. Allora, entriamo da Porta Aquileia. Non avete mangiato da poco, vero? Scusate, questo è il quartiere più puzzolente della città, perché c'è una fabbrica di grappa. Sembra strano, ma la faranno chiudere perché è l'odore più insopportabile che si sia mai sentito. Camminando, attenti a quelle buche, che sono lucernari per cantine e taverne. Se avete capito bene, lucernari senza grata. Ogni tanto qualcuno ci cade dentro e ci scappa il morto. Quindi attenti, del resto poi hai voglia a illuminare le taverne con le candele. A parte che le candele sono fatte con grasso di maiale, quindi non vi dico la puzza. Però adesso c'è la guerra e quindi c'è poco grasso, gli animali sono magri e ci sono poche candele. Non camminate assolutamente rasente i muri. Deve ancora uscire la legge che vieta di vuotare i vasi da notte fuori dalla finestra. Oddio! Ecco, neanche detto. Oh signore, che schifo.
Meno male che ci sono le rogge. Sapete, le hanno fatte a livello del selciato, senza argini. Perché? Perché ogni tanto le fanno esondare e l'acqua lava via tutto questo schifo. Hanno anche un problema le rogge, perché quelli a cui muore un animale di malattia o di qualcos'altro, butta l'animale nella roggia perché lo porti via. E però c'è altra gente che ripesca gli animali, li fa bollire e vende la carne ai forestieri. Quindi niente spuntini comprati qua, mi raccomando. E attenti ancora alle mandrie di maiali. Non so che dire, i maiali danno fastidio al comune solo in 2 casi: quando vanno a razzolare nel sagrato del Duomo e quando vanno nel cimitero a tirare fuori le ossa. Per il resto vanno benissimo. Ecco, via, andiamo. Oh, non c'è da stupirsi che Luigi da Porto, quando è venuto qua a Udine, ha scritto Udine è una città grande quanto Padova, ma non così bella o ricca. È stato diplomatico. No, un magistrato veneto ha scritto proprio i furlani sono sporchi per natura. Comunque adesso arriviamo a Palazzo Savognano. Ah, oh, guardate, imponente, occupa un isolato intero, con le facciate tutte affrescate con scene mitologiche. Guardatelo bene, perché tra 40 anni lo tireranno giù. Eh sì, Venezia, quando si sarà stufata Venezia di tutte queste lotte tra Strumieri e Zamberlani, dirà basta, tiriamo giù il Palazzo Savognano per punizione. Già adesso cerca di fare qualcosa per calmare gli animi, scoppiano risse di continuo. Di continuo, ogni tanto bisogna riconsacrare il Duomo perché ci scoppia dentro una rissa e si sporca tutto di sangue. E Luigi è nella situazione peggiore. Cioè, lui lavora per Venezia, dovrebbe essere neutrale, però suo zio è il capo degli Zamberlani. Lo zio che l'ha chiamato dal Veneto. Antonio si chiama, non ve l'avevo ancora detto. Antonio Savognan è un genio, o forse no, difficile capirlo. Lui vota leggi a favore del popolo. Il popolo ama Antonio e il popolo è Zamberlano. Cioè prima Zamberlani erano i Savognan e le famiglie alleate nobili, adesso tutto il popolino è Zamberlano. E gli Strumieri si spaventano perché credono che il popolo sia impazzito, vengono aggrediti anche dai contadini adesso. Gli Strumieri hanno paura e assumono mercenari. Antonio vede i mercenari degli Strumieri e assume anche lui mercenari. Ora li vedono e assumono altri mercenari, lui assume altri mercenari. A un certo punto non si sa più dove metterli a dormire questi mercenari. Tipo che Antonio deve metterne alcuni a dormire a casa del suo medico. E siamo arrivati a Carnevale 1511. Carnevale è sacro, bisogna festeggiare. E questa sera la mamma di Lucina ha organizzato una festa nel palazzo. C'è Lucina che canta e c'è Luigi. Sì, perché il capofamiglia dei Del Monte è fuori città e allora ne approfitta. È l'idea che ci siamo fatti perché Luigi, in Giulietta e Romeo, descrive la festa di Carnevale. E allora, entriamo piano piano nella sala della festa, Candele. Tante candele, puro grasso di maiale. Mamma mia. Allora, se nella festa succede quello che descrive Luigi qua, vediamo cosa succede. Allora, Luigi è qua per un motivo ben preciso. Una ragazza è innamorata di una, l'ha inseguita in questa festa ma lei non gliela dà, cioè speranza, non gli dà speranza, e quindi lui è tutto triste e seduto in un angolo. È in costume? Sì, è in costume, obbligatorio il costume. Che costume è vestito Luigi? Da ninfa. No, dico sul serio, Romeo, il suo Romeo è vestito da ninfa, tutto il costume da cima a fondo, poi nelle traduzioni diventerà una maschera e poi si perderà del tutto. Però no, il vero Romeo era vestito da ninfa alla festa, e così Luigi ovviamente, e che è tutto triste per questa ragazza e quindi sta lì seduto. Però è così bello che non c'è occhio che non si fermi a rimirarlo. Sarà vero che Luigi era bello? Beh,
Pietro Bembo, il suo amico, quando parla di Luigi scrive proprio che era bellissimo. Quindi, ok, va bene. Luigi bellissimo lì, e Lucina, appena lo vede, si innamora all'istante, colpo di fulmine. E però non ha il coraggio di andare a parlargli. E allora lo guarda, chiede chi è, si informa, il tempo passa e finisce la festa. C'è ancora il ballo del torchio, che è l'ultimo ballo. E Lucina, dai, Lucina si mette in cerchio. Per sua sfortuna finisce mano nella mano con uno che ha le mani ghiacciate. A febbraio non è piacevole, è proprio una scena da commedia, E Luigi non entra nel cerchio, è ancora seduto là nell'angolo. Intanto qua il ballo del torchio va avanti, finché una ragazza, che anche lei si è invaghita di Luigi, invece di scegliere un uomo del cerchio, va fuori dal cerchio. Prende Luigi, lo trascina dentro il cerchio, ballano insieme, gli lascia il torchio. Luigi sceglie una, ballano insieme, gli lascia il torchio. E poi doveva mettersi Luigi? Qua, tac, vicino a Lucina. E Lucina, oh che bello Luigi che sei venuto vicino a me! E Luigi, chi è questa? Com'è che bello? E Lucina, ah no, volevo dire, no, che sciocca, che bello che bello che mi scaldi la mano sinistra, mentre quest'altro mi piace la destra. E sarebbe finita lì, se non che Luigi finalmente si è accorto di quanto è bella Lucina e le parla subito come un Don Giovanni. Se io ti scaldo la mano, tu con quegli occhi mi scaldi il cuore. Oh Luigi, io ti giuro che sei la donna più bella di questa festa, perché è vestito da ninfa, no? E Luigi, uomo o donna, sarò sempre nel servo della tua bellezza. Si sono innamorati. E poi finito il ballo, via, tutti a casa, noi ci vediamo, sì, no, ci vediamo, ciao. E però il giorno dopo è giovedì grasso. In Veneto, Zobia grassa. Alla mattina, allarme, allarme, ci sono i tedeschi a Pradamano. Tutta la città in allarme. Antonio esce dalla città e fa radunare i contadini armati. Lui per Venezia comanda i contadini armati. E vanno tutti a Pradamano. E lì non c'è nessuno. Vabbè, dice Antonio, vi invito tutti al carnevale a Udine. E tornano tutti verso Udine gridando Savorgnan, Savorgnan, Savorgnan. Intanto, per chiarirci, a Udine gli strumieri si stanno preparando a sopprimere i Savorgnan. Sono già lì in piazza che dicono, che cercano di provocare i loro uomini. Ehi scemi! E però si comincia a sentire Savorgnan, 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 Savorgnan. Gli strumieri si chiudono nei loro palazzi e fuori tutto il popolo che spinge contro il portone, che però è un portone bello grosso. Allora uno ha un'idea. Uno, il figlio naturale di Antonio, laureato a Padova, va nell'arsenale di Udine, ma non quello del comune, quello della Repubblica di Venezia. Spacca la serratura, prende un cannone, lo porta davanti al portone e BOOM! Sfondano il portone a cannonate e cominciano ad ammazzare tutti quelli che trovano dentro. Però la maggior parte si nascondono e si salvano. E così finisce il giovedì grasso. Però poi c'è venerdì, sabato, polizia in città non basta, eserciti non se ne vedono. E allora gli zambellani con tutta calma scovano gli strumieri, i capistrumieri e li fanno a pezzi, li lapidano, eccetera. Sabato sera, arriva un contingente veneziano. Basta, tutti calmi, tutti a casa, via, basta, finita così. E domenica mattina c'è un'aria strana. Da un lato le donne che piangono i loro morti, e dall'altro i popolani vestiti di ermellino che imitano le movenze di quelli che sono stati uccisi. È carnevale. A Shakespeare sarebbe piaciuta questa cosa. Sono tutti convinti che Venezia fosse d'accordo nell'ammazzare questi capi filo imperiali. E però adesso nelle campagne i contadini hanno cominciato a dare fuoco ai castelli. No, basta, mandiamo l'esercito, basta, voi, basta! È la più grande rivolta contadina del Rinascimento italiano. E dopodiché Venezia mette su una finta inchiesta per capire quali sono i responsabili. E Luigi è sospettato, perché ci sono gli strumieri che dicono non è vero che c'erano i tedeschi a Pradamano, erano gli uomini di Luigi
travestiti per dare una scusa ad Antonio a radunare i contadini armati. Ecco. E quando trovano due uomini di Antonio strangolati, gli strumieri dicono: è stato Luigi a strangolarli! Perché non potessero rivelare il diabolico piano di Antonio. Ecco. E quindi così, forse per questo che Luigi viene trasferito da Cividale più in là, nella fortezza di Gradisca. E adesso andiamo anche noi a Gradisca. Prego, maestri. Ecco Gradisca. Guardate, viene anche chiamata semplicemente la cittadella, con le mura altissime, rinforzate proprio contro le cannonate. È nuovissima, è più nuova del ponte di Cividale. L'hanno costruita apposta contro i turchi. C'è anche il Lisonzo che è stato deviato per alimentare il fossato. Hanno chiamato Leonardo da Vinci anche per le opere idrauliche. Sì, l'hanno costruita contro i turchi, ci hanno messo 20 anni a costruirla e poi i turchi sono arrivati e li sono girati intorno. E il comandante di Gradisca è rimasto dentro perché diceva, credeva che fossero molte di più, e così i turchi hanno fatto quello che gli pareva. E qua c'è il grosso delle truppe veneziane, sul confine. E c'è anche il provveditore generale del Friuli, Vitturi, uno in gamba, Pensate che il provveditore di prima stava a Udine. E quando Vitturi ha preso il suo posto ha detto: ma cosa ci sto a fare a Udine? Vado sul confine, no? A Gradisca. E da qua, da Gradisca, Luigi va in pellegrinaggio a Udine da Lucina. Lo scrive proprio, in Giulietta Romeo. Scrive: stavo andando da Gradisca a Udine e un mio arciere mi ha raccontato la storia di Giulietta Romeo. Che non bisogna credergli. Perché a quell'epoca se dicevi: ho inventato questa storia, no! Se dicevi: me l'hanno raccontata, già meglio. Però insomma l'ideale era dare un senso di storicità al racconto che scrivevi. Di solito si prendeva una città e una famiglia che tutti sapevano che era di quella città. Sì, facile. Beh, Luigi ci prova, si sforza. Gli servono due famiglie. E pensa: beh, a Udine degli alleati, una famiglia alleata di mio zio si chiama Montecchi, vero? Ve lo lascio depositare. Montecchi è una famiglia alleata di mio zio che erano stati scacciati da Verona 200 anni prima. E questi Montecchi si vantano con tutti che sono nella Divina Commedia. Sì, vanno in giro con la Divina Commedia, dopo Purgatorio, canto sesto, guarda qua. In questo verso qui è scritto: vieni a vedere Montecchi e Capelletti, vedi? E la nota a piedi pagina dice che Montecchi e Capelletti erano due famiglie di Verona. Perfetto, eccole qua. Due famiglie di Verona, e io scriverò la storia dei Montecchi contro i Capelletti, che poi diventeranno Capuletti, no? Però non sapeva Luigi che la nota era sbagliata. I Capelletti non erano una famiglia ma una fazione, e non erano neanche di Verona, erano di Cremona. Però va bene, Luigi si è un po' sbagliato. E poi va ancora più in là Luigi, pensa: dirò che l'arciere che mi ha raccontato la storia si chiama Pellegrino, e mentre il protagonista si chiamerà Romeo, così tutti capiranno che la storia riguarda me. Cosa? Sì, no, seguimi. Allora, Romeo, cosa vuol dire Romeo? I Romei sono i pellegrini che vanno a Roma. No, lo sanno tutti, passano per le città, ce ne sono a bizzeffe. E quindi Pellegrino, che racconta la storia di Romeo, che vuol dire pellegrino, vuol dire che chi racconta la storia, cioè io, è la stessa persona del protagonista. Luigi cavalca, andiamo a Udine. Scrivi quello che vuoi. E comunque Luigi e la sua storia d'amore con Lucina non è facile. Volete scrivere una storia d'amore? Mettete tanti impedimenti. Qua ce ne ha bizzeffe. Prima la zobbia grassa, poi un mese dopo un terremoto. È un terremoto, è uno dei terremoti più violenti della storia del Friuli. Si sente fino a Venezia, si sente fino in Slovenia. Crolla il castello di Udine, morti da Gemona a Cividale,
e non smette subito. Ci sono ancora scosse di assestamento per settimane, per mesi, nessuno si sente al sicuro. E poi la peste, arriva la peste. In primavera il contagio cresce, in estate arriverà a uccidere solo a Udine 100 persone al giorno. Pensate solo alla gestione dei cadaveri, impossibile. C'è chi dice che la rivolta, il terremoto, la peste è tutta colpa dei friulani che bestemmiano troppo. Veramente. E poi i tedeschi si sono svegliati, cominciano a saccheggiare i villaggi di notte e poi una volta che Luigi è arrivato a Udine ci sono gli strumieri che sospettano di lui, vorrebbero farlo fuori in un vicolo. E una volta che Luigi è arrivato nel palazzo Savognano, ma lui sta nell'ala del Torre e Lucina sta nell'ala del Monte. E insomma, con tutti questi impedimenti, non è troppo fantasioso pensare che Luigi sia andato a trovare Lucina proprio alla finestra o al balcone, arrampicandosi sul muro di Palazzo Savognano. Comunque, Gradisca. Sì, la loro storia non avrà durata lunga. Per Shakespeare, tra Giulietta e Romeo dura 5 giorni. Luigi un po' più lunga, da Carnevale a giugno. E anche la storia con Lucina finirà a giugno. Tutto finirà su un campo di Manzano. Ci mancano ancora 2 tappe. Prego maestri, a Manzano. Ecco i campi di Manzano. Dopo tanti edifici, ora siamo in campo aperto. Vedete laggiù in fondo le Alpi? Manzano è di là, è molto lontana rispetto a questo campo. È più vicino a Manzinello, che è di là. Dietro di voi c'è San Lorenzo, vedete il campanile. E qua dietro c'è un canale, la Manzanizza, che fa un gomito, e di qua non si passa. E qua in mezzo c'è la strada più stupida del mondo. Larga, più larga di ogni altra strada delle vicinanze. La chiamano la Gran Strada. È dritta, dritta come un'autostrada. Esce da San Lorenzo 1 chilometro e finisce nel fosso. Basta, non va oltre. Perché? Perché è il resto di una centuriazione romana, tutto qui. Sapete, loro facevano le cose dritte. No, la vera strada importante qui è questa che la incrocia, che è tutta a zigzag, e va avanti fino alla Tisone, al Guado, e poi va ancora avanti fino a Cormons. E Cormons è la cittadella dei tedeschi, una spina nel fianco del Friuli. Da lì i tedeschi escono e vanno a razziare di notte i villaggi del Friuli. E sono violenti, ammazzano senza motivo, torturano per farsi dare fino all'ultimo soldo, prendono prigionieri in modo che i familiari siano costretti ad andare a Cormons a pagare un riscatto. E Vitturi cosa fa a Gradisca? A Gradisca che è più in là di Cormons. E da là non si accorgono mai di quando i tedeschi vengono in qua. E allora Vitturi, che è uno in gamba, paga delle spie. E una notte, Vitturi, i tedeschi sono usciti da Cormons. E allora Vitturi sveglia tutti i suoi soldati, 300 soldati e 300 cavalieri, ed escono nella notte da Gradisca. Pausa. Immaginate un cavaliere, il cavallo qua, più o meno alto così, no? Sopra il suo cavaliere, tutto pieno in armatura, 500 kg. Ecco, adesso 30 così, tutti che sbuffano. Adesso 10 volte tanto, 300 cavalieri, sono come 20 carri armati. E in mezzo c'è Luigi, con la sua armatura, i suoi 50 uomini, e forse qualche suo compagno sarà nervoso. Luigi no, Luigi non vede l'ora, va finalmente una battaglia. Camminano nella notte e arrivano al Guado, sul Natisone, e lì si fermano e aspettano. Come aspettano? Eh sì, i tedeschi non sanno in quale paese sono andati a saccheggiare, però per tornare a Cormons dovranno fare la Cormonese e li aspettano al varco. Solo che passa tutta la notte, passa tutta la mattina, e quando non arriva nessuno, eccoli! Luigi risponde. E però Vitturi, che sa che Luigi si fa male da solo, lo mette in retrovia. No, in retrovia no! Zitto Luigi, stai lì! I tedeschi qua all'incrocio si
sono accorti dei veneziani. E come fare? Loro sono solo 400 e solo 100 sono a cavallo e non hanno corazze perché dovevano essere leggeri per razziare i villaggi, no? E allora che fare? Scontro di campo aperto, morte sicura. Fuggire no, ormai è impossibile. Si mettono a difesa, in fondo alla gran strada, qui, con il canale dietro che gli copre le spalle e anche il fianco destro. Qui davanti mettono i carri del bottino, con gli scoppietttieri puntati qua sui carri, e sul fianco sinistro mettono i soldati con le lance. Ecco, hanno fatto un fortino per resistere e magari scoraggiare i veneziani. I veneziani intanto hanno visto e vengono avanti, guardano il tisone e tac tac tac, alle 4 del pomeriggio sono dove siete voi in questo momento. Allora Vitturi non vuole perdere uomini inutilmente, quindi manda intanto soldati contro soldati, lance contro lance, e per evitare che con gli schioppi gli sparino manda a fare da esca i cavalieri corazzati. Sono corazzati, gli schioppi non gli fanno un graffio. Luigi? No, Luigi là, fermo, fermo là! Solo gli altri cavalieri. E così va avanti il piano, soldati di qua, cavalieri di là, gli schioppi sparano sui cavalieri, gli rimbalza, però gli spari spaventano i cavalli veneziani. I tedeschi se ne accorgono ed escono con i loro 100 cavalli e caricano i cavalieri veneziani che vengono dispersi. Oh oh! E adesso il fianco dei soldati veneziani è scoperto e qua ci sono i cavalieri tedeschi che sono pronti a caricarli. Luigi si getta in avanti con i suoi 50 uomini. Luigi no! Sì, e si mette in mezzo e assorbe la carica dei cavalieri tedeschi e si forma tutta una mischia, cavalieri, soldati, buttano giù le lance, tirano fuori le spade, e però non hanno la corazza e dopo le prime decine di tedeschi morti, i tedeschi basta, buttano a terra le armi e scappano. È la rotta! Adesso si tratta solo di capire chi sarà più veloce, chi scappa o chi insegue. Ma Vitturi ci ha già pensato e ha fatto mettere sui campi da qui al Natisone i contadini di Manzano armati, che intercettano i tedeschi e li fanno fuori tutti e 400. È una vittoria anche per i manzanesi. O quei campi lì si chiameranno per un secolo Braida Rotta, Lade Rotta, e i veneziani hanno avuto solo 4 morti. E Luigi? Luigi? Luigi! Oddio, c'è il suo cavallo che va a giro da solo. Luigi! Luigi, dove sei? Oh signore, eccolo qua! È sdraiato a faccia in giù. Lo tirano su, uno spadino gli si è infilato uno spiraglio dell'armatura, gli ha attraversato la gola e l'ha ferito alla spina dorsale ed è rimasto paralizzato. Lo tirano su, lo portano nella chiesa più vicina, a Manzinello, e lì trovano un medico. Oh, è lo stesso medico da cui Antonio aveva messo a dormire i mercenari. E Luigi sanguina dal collo e gli mettono un impiastro emostatico a base di sapone di piombo. Vabbè, sarà tossico, ma intanto il sangue è fermato. Poi lo caricano su. Però sì, Luigi è tutto contorto dagli spasmi per la ferita al sistema nervoso. E si contorce, lo caricano su un carro e lo portano a Udine, a Palazzo Savognano, con tutta la peste che appesta la città. E però a Palazzo Savognano c'è Lucina. L'avrà visto? Bianco in faccia, tutto contorto dagli spasmi. Sembra una scena di Giulietta Romeo. Di Giulietta Romeo e di Luigi. Perché Shakespeare fa morire Romeo prima che Giulietta si svegli. Invece no, Luigi no. Romeo beve il veleno e mentre muore Giulietta si sveglia e si parlano. E comunque le condizioni di Luigi sono così, hanno così paura che decidono di caricarlo su una carrozza e mandarlo a Venezia, dove ci sono i dottori migliori. Ormai siamo alla fine. Il finale lo vedremo dall'alto, dal monte di Osopo. Prego, maestri. A Osopo. Ah, Osopo, guardate che castello! Questo è un punto strategico importantissimo. C'è sempre stato un castello qua. Dai Celti, prima dei Romani, e poi dopo nella prima guerra mondiale ci sarà una fortezza. Qui a ogni secolo trovate qualcosa di diverso.
E meno male che ogni tanto costruiscono a fianco e non sopra. Ma infatti guardate quanto territorio si controlla da qua giù, da qua su. E non solo. Sapete, il ramo della famiglia di Lucina si chiama Savognano del Monte, ma il nome completo è del Monte di Osoppo. Perché? Perché questo castello è il gioiello dello zio di Lucina, Girolamo, il capofamiglia del Monte. Girolamo spende soldi suoi per migliorare costantemente questo castello. E a volte sembra anche un po' tirchio, ma perché gli servono soldi per migliorare questo cavolo di castello. E fa bene. Vediamo cosa succede dopo che Luigi è stato mandato a Venezia. Arriva una marea di soldati tedeschi, un esercito enorme. E Antonio è accerchiato. E non sa più cosa fare Antonio, lo zio di Luigi. E forse sì, forse no, decide sì, di passare all'impero, di tradire Venezia. Un Savognano che tradisce Venezia. Chiede di negoziare e l'impero gli manda il conte di Lodrone, che sì, Lodrone. Vi ricordate quando Romeo fugge a Mantova e Giulietta rimane a Verona e la costringono a sposare il conte di Lodrone? Comunque qua nella realtà c'è questo conte di Lodrone che dice ad Antonio: se vieni con noi puoi tenerti le tue terre. Affare fatto. Girolamo no, lo zio di Lucina no, resiste qua ad Osoppo. Anche lui negozia con l'impero, però le condizioni non gli vanno bene. Anzi, Antonio con l'impero, io con Venezia, benissimo, così non lo vedrò mai più in vita mia. Meglio così. E così Girolamo resiste e intanto Antonio con i tedeschi gli aiuta a conquistare tutto il Friuli. E però gli va malissimo, perché i tedeschi neanche un mese dopo devono andare altrove. Antonio rimane da solo e Venezia tic 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 tic, e Antonio fugge a Villacco, non ha più niente, chiede perdono a Venezia. Venezia: perdono a un Savognano che ci ha traditi? No, una taglia di migliaia di ducati sulla tua testa. E infatti Antonio un giorno esce dal duomo di Villacco e si trova davanti agli Strumieri, che per la taglia lo uccidono e per vendetta personale gli aprono la testa e danno il suo cervello in pasto a un cane. Fine dello zio di Luigi. Adesso vi chiedo un altro piccolo sforzo, poi andiamo a chiudere il cerchio. A Villacco è rimasto l'erede di Antonio, Francesco, un ragazzo, un cugino di Luigi. E Francesco è lì da solo, non proprio da solo, c'è uno che si prende cura di lui, un Montecchi, uno degli uomini più fidati di Antonio. Insomma, questi due senza arte né parte vanno praticamente esiliati, girano per l'impero, vanno a Bruxelles e poi finiscono a Verona, che è ancora in mano ai tedeschi. Girolamo no, Girolamo sta qua che resiste, gli arriva un'altra ondata di tedeschi, lui resiste, gli tirano cannonate per 45 giorni, lui resiste come Tristano ad Aris, 45 giorni, finché si stufano e se ne vanno da Osoppo. E Girolamo è il nuovo eroe di Venezia. C'è una statua sua a Padova. È il nuovo eroe di Venezia, tanto che Venezia dice: ma quel Francesco che sta a Verona potremmo perdonarlo, del resto era minorenne quando Antonio l'ha portato a Villacco, a patto che Francesco sposi una figlia dell'eroe Girolamo. E Girolamo, che gli servono soldi, sta gestendo tutte le terre di Francesco. Cosa pensate che dica? Gentilmente: no, mia figlia quello lì non gliela faccio sposare. E così Francesco rimane lì fermo a Venezia. E qui salta fuori Lucina. C'è tutta una comunicazione segreta tra la mamma di Lucina a Udine e la mamma di Francesco a Venezia. Si scrivono, parlano con Venezia e tanto fanno che Lucina sposa Francesco in barba a Girolamo. A Venezia va bene lo stesso e così Francesco torna in possesso di tutta la sua eredità. E il cerchio si chiude. No, rimane fuori dal cerchio Luigi, come nel ballo del Tokyo. Luigi,
Lucina si è sposata con tuo cugino. E Luigi è un tipo romantico, non è pragmatico. Come la prende? La prende male. E quando gli passa un po' la paralisi, perché per fortuna era temporanea, scrive Giulietta Romeo. E all'inizio scrive, vedi Lucina, come può finire chi ama troppo. E poi alla fine della storia, ultima pagina, scrive, però, le donne dei giorni nostri, non sono più fedeli come era fedele Giulietta. In che tempi viviamo? Miseri, quelli che non possono sperare che la loro donna muoia con loro. Cioè, miseri quelli che non possono sperare che la loro donna non muoia con loro. Allora Luigi, le donne non sono cosa tua. Negli anni 2000 queste cose non le puoi scrivere, nel 500 forse ancora, no, neanche nel 500, perché Pietro Bembo, che ti vuole bene, quando curerà la ristampa di questa novella, toglierà proprio questa pagina, Esatto. perché saprà che in fondo era solo un altro modo per farti male da solo. E adesso torniamo a casa nel 2024, mi pare. E così Giulietta Romeo nasce nella mente di Luigi per celebrare la donna che si uccide per l'uomo. Ma poi cambierà, nelle riscritture Bandello la scriverà per criticare i giovani che agiscono troppo di fretta senza pensare, e poi di nuovo per criticare i giovani, quelle in francese e quelle in inglese, e poi arriverà Shakespeare e cambierà tutto. Perché per Shakespeare la morte di Giulietta sarà una tragedia e non una celebrazione. E Shakespeare non criticherà l'amore e la gioventù, quelli sono normali, normalmente intensissimi. Per la prima volta, e sembra assurdo che sia la prima volta, i colpevoli saranno quelli che schiacciano l'amore di due adolescenti innamorati. L'odio e la guerra. E ci voleva un genio per capirlo. Bravo.